buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio l'Ordine degli Psicologi per aver organizzato questo convegno e in particolare però ringrazio anche Giuliana Grando che è stata supervisore al centro antiviolenza che in questo momento rappresento e che già nella sua composizione rappresenta l'unione. Abbiamo aperto questa mattina col dire l'importanza di mettere insieme i saperi. Il centro antiviolenza del Comune di Venezia si compone di psicologhe, educatrici, assistenti sociali e avvocate e quindi in questo appunto porta già un insieme e anche gli ordini in qualche modo che oggi hanno organizzato ed è anche un'unione di pubblico e privato. Io appunto faccio parte di una cooperativa che supporta il centro e anche le 2 case di indirizzo segreto che il Comune di Venezia ha. Parto velocemente anche perché appunto con Giuliana abbiamo lavorato all'interno del centro e ha già ampiamente spiegato un po' qual è la filosofia di un centro antiviolenza. È importante considerare anche come nasce una relazione maltrattante e quindi la differenza anche di aspettative tra l'uomo e la donna rispetto a come assumersi le responsabilità di una relazione e che aspettative mi pongo nel momento in cui passo da un contratto che può essere implicito a esplicito e non sempre nelle situazioni delle donne che vediamo avviene questo passaggio di esplicitazione, ma rimane un implicito differente tra uomo e donna. Una relazione maltrattante nasce in maniera molto graduale e questa intermittenza è quella poi che fa sentire le donne che arrivano al centro molto disorientate, molto impotenti, anche molto dipendenti dalla situazione che stanno vivendo. Si parla di ciclo della violenza, qui l'abbiamo riassunta, è un po' un semaforo, verde, arancione, rosso. La relazione maltrattante è ciclica, appunto questo ciclo viene percorso più volte e ogni volta che il ciclo si ripete diventa sempre più grave, per cui se inizialmente quello che le donne ci portano è che l'uomo è seduttivo, è molto attento, mi porta la brioche sul lavoro, viene spesso lì, già questa cosa può essere vista in maniera positiva piuttosto che negativa, è un modo già per iniziare a controllarti. Vengo nel posto di lavoro, ti porto la brioche, però intanto controllo che tu sia effettivamente dove mi hai detto. E poi diventa avvisami quando vai in quel posto, dimmi dove sei e ti controllo, ti metto magari anche un'app sul telefono per verificare e controllare dove ti sei o non te lo dico nemmeno, lo metto nella macchina così so dove tu sei in ogni momento. Generalmente poi avviene una fase di tensione che sfocia nel primo attacco. All'inizio può essere semplicemente, uso le virgolette, una spinta, un'offesa, un insulto, una sberla, per poi appunto ad ogni ciclo questa cosa diventa sempre più grave. Generalmente poi c'è sempre, un po' anche come nelle relazioni di dipendenza, un senso di colpa, mi dispiace, non lo farò mai più e quindi appunto la fase di pentimento. Ma non è un ciclo che si ferma qui, non è un semaforo rosso, è proprio continua, riparte la luna di miele, ma poi appunto la fase di tensione. Ecco, più di qualcuno ha parlato della differenza tra conflitto e violenza, anch'io volevo porre l'attenzione su questo. Nella platea ci sono psicologi, medici, quindi è importante sapere e distinguere che cos'è un conflitto generativo, utile, costruttivo, quindi quando posso affrontare lo scontro e dire la mia posizione, portare la mia idea. Quando le situazioni delle donne che seguiamo al centro non sono mai di conflitto, sono sempre di donne dove c'è una costrizione e non posso dire quello che veramente penso. Ci sono dei copioni prestabiliti nella situazione di violenza, mentre un conflitto generativo e costruttivo porta in campo delle forze di simmetria, per cui non c'è una disparità tra una parte e l'altra. Il conflitto ha un esito alterno, a volte prevale una persona, a volte quell'altra, mentre nella violenza appunto c'è una prevedibilità rispetto all'esito. E quindi è importante che tutti ci portiamo a casa il concetto che appunto di chi mi ha preceduto ha già portato di non proporre mai in una situazione di violenza la mediazione familiare. La mediazione familiare è importante, è utile quando le 2 parti possono accordarsi, ma non è possibile applicarla nelle situazioni di violenza.
Allora, cosa facciamo nel momento in cui una donna arriva al centro antiviolenza? La prima fase è quella della messa in sicurezza e quindi è importante che trovi un'operatrice, appunto io sono una delle ragazze, mi piace, non siamo la psicologa, l'assistente sociale, siamo l'operatrice del centro antiviolenza e le donne trovano accoglienza, un ascolto che non è mai giudicante, un rispetto dei tempi, appunto come già sottolineava Giuliana. Facciamo sempre una valutazione del rischio, perché chiaramente se è una situazione emergenziale la donna viene collocata immediatamente in una struttura con la quale lavoriamo di inserimento immediato anche il giorno stesso, per poi valutare un inserimento in casa rifugio. Si offre la consulenza legale e attiviamo la rete. Appunto, il Comune di Venezia ha un protocollo che funziona, non è un protocollo solo sulla carta, è un protocollo con 14 istituzioni, molti sono anche qui presenti ed è importante, non possiamo lavorare solo come centro antiviolenza, è necessario avere una sinergia con gli altri servizi. Dopo la prima fase di messa in sicurezza si sviluppa invece tutto il percorso di empowerment con la donna per favorire la sua autonomia e quindi in questa fase entra in gioco il supporto psicologico, il supporto per la ricerca attiva di lavoro, ricostruiamo la rete relazionale perché dobbiamo ricordarci che uno dei meccanismi che mantiene la violenza è l'isolamento. Su questo gli uomini lavorano molto e quindi le donne quando arrivano molto spesso non hanno più il contatto con la famiglia d'origine, con le amiche, diventa un modo, uno, per evitare che loro possano chiedere aiuto, due, per far sentire la donna proprio impossibilitata a fare un passo senza l'altra persona, quindi per creare dipendenza da lui. Lavoriamo molto e dall'anno scorso c'è anche un protocollo con i servizi sociali per la tutela minorile, quindi nella fase di supporto genitoriale, perché gran parte delle donne che arrivano al centro hanno figli piccoli e ricordiamoci che molte violenze avvengono durante la maternità e quindi è necessario avere appunto una connessione con chi si occupa dei minori. L'ultima fase del percorso è quella se c'è bisogno anche di un supporto per la ricerca di alloggio, nel caso in cui la donna sia stata inserita in casa rifugio si lavora con lei. Il titolo dell'intervento mio di oggi era un percorso per e con le donne, perché appunto siamo al loro fianco e l'obiettivo è di renderle autonome e in questa fase iniziano a sperimentarsi in completa autonomia. Scusate. Ecco, quello che comunichiamo però sempre, appena una donna arriva, che stia subendo un tipo di violenza fisica, sessuale, psicologica, forme di stalking, anche la violenza economica o culturale, è che la violenza non va mai bene. È importante condannare le forme di violenza, aiutare le donne a rendersi conto di tutte queste sfaccettature. Anche appunto la violenza sessuale poche volte viene denunciata quando è all'interno di un matrimonio, perché ci sono ancora i retaggi di è un mio dovere quello di soddisfare. Quali sono i meccanismi che mantengono la violenza e che fanno sì che appunto le donne facciano fatica a volte ad uscire oppure sia appunto necessario a volte anche fino a 18-20 volte aver subito violenza fisica? Un tema è la dipendenza economica. Sicuramente è difficile per una donna che non ha mai lavorato o che ha avuto lavori precari, saltuari, immaginarsi da sola in una casa in autonomia con dei bambini piccoli. È anche importante per chi di voi accoglie o intercetta situazioni di violenza accompagnare molto bene la fase di separazione. La maggior parte dei femminicidi avviene quando la donna decide e comunica che si vuole separare e quindi questa fase è delicatissima e va pianificata bene. Un altro meccanismo potente che rallenta il chiedere aiuto è il senso di colpa. La violenza di genere è a matrice culturale e quindi molte persone anche vicine alle donne le fanno sentire in colpa quando scelgono appunto di allontanarsi e quindi di svincolarsi e questo non le aiuta sicuramente. Anche il senso di vergogna di aver fallito un progetto di vita pensato assieme per i nostri figli. La fatica, appunto il ciclo della violenza che vi illustravo prima appesantisce molto la donna. Tutti i giorni devo stare attenta, appunto devo stare concentrata a non sbagliare qualcosa per evitare che ci siano poi degli attacchi, delle minacce successive.
sono donne che a causa anche di quello che hanno subito hanno un'autostima bassa. Cosa nasca prima o dopo ci interessa anche poco, lavoriamo appunto con quello che le donne poi portano quando arrivano, però sicuramente quando arrivano al centro antiviolenza l'autostima è molto bassa, e quindi se io non penso di essere efficace, di poter fare una cosa, faccio più fatica. Sono appunto, come vi dicevo, donne molto isolate e che vivono una tensione costante, uno stress continuativo rispetto a quello che stanno vivendo a casa. Oltre ad accogliere le donne, a metterle in protezione, il centro antiviolenza agisce anche su altre dimensioni. Da un lato sensibilizzando il territorio, perché è necessario partire da quello se vogliamo che appunto il cambiamento culturale avvenga, facendo formazione al CREU, nelle scuole, in tutta una serie di contesti che hanno sia operatori sia cittadini come target di riferimento. Abbiamo un protocollo con l'ospedale di Mestre di Venezia, attivo H24, per le donne che subiscono violenza. Questo è un dispositivo molto importante e potente perché garantisce l'aggancio immediato, e quindi quando le donne arrivano al pronto soccorso per una situazione di violenza, oltre ad avere l'esenzione del ticket, questa è un'altra cosa importante da diffondere, perché alcune donne non vanno neanche al pronto soccorso perché magari vivono una situazione di difficoltà economica, quindi è importante sapere che per violenza il ticket non si paga, hanno poi la possibilità di avere un colloquio telefonico con un'operatrice del centro.